Il Consiglio promuove questa iniziativa perché si è reso conto che usando appunto la musica, un progetto culturale come ho descritto prima in conferenza stampa, riesce ad avvicinare i comuni, anche quelli più lontani, quelli più ai confini della nostra regione, appunto a Venezia, e facendo questo non solo collega la regione a tutti i comuni, ma fa anche una rete tra i comuni stessi, perché attraverso i concerti tutti i sindaci possono partecipare e quindi possono incontrarsi tra loro, rivedersi. E questo è una cosa molto importante, perché io credo che c'è la necessità di fare rete, di fare squadra tra tutti i comuni di un territorio come è la nostra regione. Quanto investe il Consiglio regionale del Veneto su questa iniziativa? In termini economici non investe niente perché è a costo zero, ha messo semplicemente risorse umane, ci sono dei collaboratori che hanno aiutato attraverso la comunicazione, attraverso la stampa del materiale, hanno aiutato gli organizzatori ma anche i comuni stessi, e quindi l'investimento è stato, direi, un investimento soprattutto umano. Lunedì apriamo con la prima edizione, perché la precedente, come dicevamo, è stata un'edizione sperimentale, e apriamo con questo importante concerto dedicato ai compositori tedeschi, pensando alla ricorrenza dei 200 anni dalla nona di Beethoven, 7 maggio 1824. Noi apriamo il 6 con la presenza dell'Orchestra di Padova del Veneto, diretto da Marco Angius, che eseguirà appunto proprio la quinta sinfonia di Beethoven, anticipata nella prima parte da questo concerto per violoncello, opera 129 in La minore, che sarà eseguito dal violoncellista Ettore Pagano, questo giovane talentuoso che ovviamente sta raggiungendo i grandi successi della sua carriera. Quindi un concerto molto importante, perché sarà non solo un concerto importante per ricordare la ricorrenza beethoveniana, ma soprattutto il concerto che apre questa maratona del 2024, questa prima edizione del Festival Internazionale di Musica del Veneto. L'idea e l'ispirazione che ci ha permesso di realizzare questo progetto è sicuramente un'idea unica, nel senso che non abbiamo volutamente deciso di competere con altri progetti dei tanti che sono presenti nel territorio regionale, ma lo abbiamo proprio considerato un progetto trasversale, perché all'interno di questo progetto trovano la loro collocazione diversi generi di musica. Quindi noi abbiamo nella programmazione del cartellone abbiamo eventi dedicati alla musica classica, alla musica leggera, alla musica jazz, e quest'anno in modo particolare cercando di cogliere anche i diversi centenari dei vari compositori e autori che appunto quest'anno abitano nel corso del 2024, penso a Puccini nel centenario della morte, alla Duse, a Giacomo Matteotti, insomma cercando di entrare con una programmazione nel ricordo di questi importanti anniversari. 43 comuni con programmi diversi, partiamo da Treviso, dal Teatro Comunale Mario del Monaco, e ci auguriamo di chiudere verso fine anno a Bassano del Grappa, e quindi direi che è sufficiente, insomma, seguire questa programmazione.